Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio qui insieme. So che è una serata particolare, siamo tutti in procinto di festeggiare, se non addirittura siamo a tavola già con i nostri cari. Vi ringrazio però per il tempo che deciderete di trascorrere con me e sarò molto contenta di trovarvi e passare questa mezz'ora. Mentre aspetto, insomma, che alcuni continuino ad arrivare e ci raggiungano, vi faccio i soliti inviti a iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e iscrivervi al canale del Marietto Veneziano, mi raccomando, e di seguirci sui nostri canali dove quotidianamente interagiamo insieme e facciamo appunto divulgazione e insomma c'è uno scambio quotidiano e continuo. Come vedete oggi sono tutta di rosso, come si vuole per la tradizione di Capodanno. C'è un motivo per cui il rosso è tanto di buon auspicio. Allora, intanto saluto e poi spiego questo colore. Ciao Lady Esoteria, ciao Bambi, ciao Tiziana, ciao Samantha, ciao Marietto. Allora, perché tanto di buon auspicio questo colore? Intanto perché richiama la carica vitale del sangue. Ciao Rita, ciao Tiziana, ciao Sara. Bene, sono contenta che abbiate deciso di raggiungermi e vedremo delle cosine interessanti. Ehm, Come ho detto, stasera faremo un po' l'oroscopo del 2020. Ho visto che nella scorsa volta, nella scorsa diretta, molti erano interessati, dunque ho studiato e mi sono preparata. Ma non solo, facciamo anche una cosina che avrete tempo di fare fino al 6 gennaio, non oltre, ed è un piccolo rituale di buon auspicio. Vi servirà una scatolina. Ok, è chiaro che non difficilmente avrete tutti questi ingredienti, tutti questi oggetti che sono necessari per questo piccolo rituale, però intanto ve li mostro. Una scatolina, se non è così, andrà bene anche in un altro modo, però se di legno è meglio, proprio per il tipo di eh, energie che deve custodire, insomma. Poi ci serviranno alcune monete. Io ne ho 5, comunque in numero dispari, mi raccomando, monete 1 euro, 2 euro, 50 centesimi, non mi fate i tirchi in questo momento, non c'è bisogno. Poi vi servirà anche un piccolo oggettino d'argento, sarebbe l'ideale una monetina d'argento, ma è raro che qualcuno abbia una moneta d'argento, così come è raro una moneta d'oro, però se avete un braccialettino, un anellino, uno d'oro, uno d'argento, oppure addirittura io per esempio ho un braccialettino che è d'argento e ha delle piccole cosine d'oro. Non lo metto mai perché non sono molto da orpelli, però ce l'ho e allora cosa ne faccio? Lo uso per il rituale. Poi vi serve una candela dorata, vi serviranno legumi di buon auspicio, non fave, per favore. Mettete però chi più ne ha più ne metta, fagioli, lenticchie, questi vanno benissimo. E poi ci vorrebbe, non solo, ci vorrebbe anche una banconotina. Cerchiamo di fare uno sforzo, di metterne una un po'. Dovrete dimenticare di averla, anzi fate conto che non l'avete più per il periodo del rituale e questo se volete e potete e lo avete, lo usate, se non ce l'avete non importa, un po' di mandragora. È una radice importantissima che nella ritualistica serve ad amplificare gli effetti delle operazioni che si vanno a fare, è eccezionale. Ho scritto della mandragora sul gruppo Magie Sibille Tarocchi Radiestesia. Vi invito ad andare a leggere i post con il tag La magia degli incensi e la trovate. Altra cosina, un po' di alloro, basterà una foglia, però intanto
lo usiamo nel nostro rituale. Allora, ne parleremo dopo, però intanto vi ho presentato gli oggetti che servono, così che poi sarete pronti. Se li avete già per caso una buona parte di questi potete farlo. Vi ripeto, la mandragora non è facilissima da trovare, immagino che non tutti riusciranno a procurarsela entro il 6, dunque potrete a discrezione decidere se metterla o meno, non è obbligatoria. Quello che conta sono le cose che vi ho mostrato, che vi ho detto. Ok, detto questo, al solito mi raccomando, raggiungeteci nei nostri canali, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche al mio canale, vi ringraziamo per il vostro sostegno e la vostra amicizia, la vostra presenza e veniamo al... Poi ho preso appunti perché vai a ricordarti i 12 segni. Dunque, quest'anno facciamo una piccola premessa. Dal punto di vista dell'astrologia antica, e per astrologia antica io parlo di astrologia lunare, il primo a fare questi studi è stato Rutilio Benincasa, o almeno a divulgarli, e risaliamo al 1500, lontano 1500, lui fece l'almanacco perpetuo. Ancora fu ripreso successivamente intorno al 1700 da lì in poi diciamo, ha avuto è stato sistemato un po' meglio, è stato reso più commestibile perché non era facile l'approccio, anche se le sue tavole erano abbastanza chiare, però alcune cose, forse anche la terminologia arcaica, erano un po' difficili, ma è stato ripreso e poi negli anni e nei secoli è stato ancora rivisitato. Per esempio Barbanera, che è un famosissimo oroscopo lunare, ha appunto ripreso le antiche tavole del Rutilio Benincasa e altri si sono poi aggregati agli studi di questa astrologia. Al giorno d'oggi abbiamo comunque ancora una piccolissima diffusione, non è molto conosciuto perché è diciamo un tipo di astrologia che si fonda più su un retroterra magico da alchimista, insomma, alchemico. Mi stavo impappinando, va bene, succede. Allora, cosa dice questo almanacco? Ovviamente ci sono cicli in cui gli anni che si presentano si ripetono un pochino. Vanno a cicli di 28 anni. Ogni 28 anni ritroviamo conformazioni astrali simili dal punto di vista lunare. In effetti 28 è comprensibile dal momento che un ciclo lunare è di 28 giorni, per quello che riguarda gli anni sarà 28 anni, dunque ogni 28 anni abbiamo delle circostanze simili. Cosa succede dunque in questo anno? In questo anno è previsto che sia un anno dedicato a Marte, è lui il dominatore quest'anno, potete già immaginare il leitmotiv dell'anno, cioè dove c'è Marte c'è sempre irruenza, forza e anche diciamo delle prove non indifferenti. Per quanto riguarda, inoltre si trova in aspetto col Sole per la costellazione Leone, dunque sarà un anno un po' difficilino anche per l'agricoltura, a quanto pare sarà un pelino sterile, l'inverno freddo, acquoso, ventoso, questo vento molto insistente, l'abbiamo già assaggiato nell'arco dell'ultimo mese, ma l'anno sarà molto ventoso ancora, a rischio, diceva l'almanacco perpetuo, di sradicheranno gli alberi, cioè di sradicheranno gli alberi. Immaginate il vento che ci aspetta, primavera piovosa, al finire dell'estate comunque anche un'estate non sarà delle migliori, un autunno che invece tenderà al caldo e ovviamente qua parlavano di catarri, tosse, freddure di petto, dunque insomma consigliavano di bere vino. Comunque è chiaro che abbiamo un anno, un aspetto astrale non proprio gentilissimo. Per contro, l'astrologia moderna ce lo conferma, ma in modo diverso. Perché cosa ci racconta l'astrologia moderna? Cioè, attualmente
troviamo una situazione planetaria che si verifica veramente molto, molto raramente. Abbiamo addirittura 3 pianeti in congiunzione in Saturno. Questi pianeti, tra l'altro, sono molto forti, molto pesanti, perché abbiamo Saturno che va proprio a trovarsi in Capricorno. Saturno è il dominatore della costellazione Capricorno, perciò è nel suo domicilio d'elezione. Questo significa appunto che richiederà comunque a tutti di essere costruttivi. Sarà un anno che richiederà a tutti di pianificare, ma che sicuramente agevolerà, per via di alcuni aspetti che si vengono a formare, agevolerà maggiormente le costellazioni, i pianeti, i segni di terra, e dunque sono favoriti di quest'anno certamente Capricorno, Toro e Vergine, che avranno un anno molto, molto positivo, foriero di grandi costruzioni, di grandi realizzazioni. Non solo, sempre di buon aspetto, come ho detto, c'è questa triplice congiunzione, perché c'è Saturno che è congiunto a Giove ed è congiunto a Plutone. Dunque anche Giove influenzerà in modo molto positivo tutti i segni di terra e in modo altrettanto positivo formando un sestile con i segni d'acqua. Dunque anche loro traggono dei benefici di un certo tipo, cioè capiteranno sicuramente situazioni molto favorevoli per tutti questi segni. Quello che diciamo, la vede un po' scuretta è il segno del Cancro, perché non si troverà contrario solo Saturno, ma anche Giove. Allora, va detto che questo Saturno non deve portarci dei timori eccessivi, è sicuramente un dominatore molto rigido, molto freddo, che ci mette davanti a delle scelte, ma anche a dei bilanci. E alla fine della sua opera, del suo passaggio, generalmente abbiamo fatto molte e profonde pulizie nella nostra vita, molti rami secchi vengono tagliati e sicuramente tutto quello che abbiamo realizzato è stato veramente sudato al massimo. Dunque cosa succede? Che sicuramente abbiamo appunto per il cancro una situazione di queste dove non avrà tempo nemmeno di lamentarsi, cosa che in genere gli riesce molto bene. Ma facciamo una carrellata. Prima però concludo parlando di questa configurazione astrale molto particolare. Ok, Saturno congiunto a Giove e congiunto a Plutone parla di grandi dinamiche, soprattutto a livello di grandi sistemi, perché stiamo parlando di organismi anche di matrice politica, ma anche di rapporti internazionali. C'è un clima di austerità come prevede Saturno, però questo Giove fa ben intendere che è possibile comunque un dialogo anche costruttivo e positivo. Però non ci deve sfuggire che Plutone porta un po' di nebulosità, poca chiarezza, dunque qualcosa potrebbe non essere proprio al top, potrebbero esserci delle tensioni e ripercuotersi un po' nel nostro quotidiano e nel nostro vivere. Allora, io ora farò la carrellata segno per segno, partendo al solito dall'Ariete. Voi chiaramente dovete considerare che questo tipo di astrologia parla del segno solare, dunque del vostro sole al momento della nascita, ma al momento della nascita non ha valore solo il sole, sebbene il sole rappresenti l'io, dunque il nostro io manifesto, cioè quello che noi dimostriamo e siamo, il nostro io estroverso, la luna invece rappresenta l'io introverso, ma chiaramente nei transiti e nelle previsioni annuali la luna fa poco testo perché si muove molto rapidamente e più volte all'interno dello zodiaco, dunque lascia il tempo che trova, però può scandire benissimo le previsioni giornaliere o settimanali, se non addirittura mensili. Dunque ritorniamo indietro, ma al momento della nascita Sole, Luna e tutti gli altri pianeti
sono collocati da qualche parte, in qualche angolo del nostro cerchio zodiacale e formano degli aspetti. Dunque, sebbene noi valuteremo soltanto il Sole, è chiaro che non va trascurato, non andrebbe trascurato nemmeno tutto il resto dei pianeti, perché portano con sé dei significati. Però, per quanto ci riguarda, considereremo, perché importanti e molto determinanti, il nostro Sole, dunque il segno nel quale siamo nati, e l'ascendente. Dunque state attenti anche a quello che verrà detto del vostro ascendente. Ok, adesso siamo pronti a partire. C'è un'altra piccola annotazione: Saturno resterà quasi per intero, per quasi tutto l'anno abbiamo detto, in Capricorno, anche Giove. Ci sarà però un affacciarsi, non mi ricordo più, dovevo rileggerlo, ma lo dirò man mano che leggerò gli appunti. Ci sarà uno spostamento comunque di Saturno sull'Acquario, pertanto poi ci sarà un piccolo cambio. Un'altra cosa rimarchevole è Marte. Marte farà dei passaggi su, vabbè, passerà in questo momento, se non erro, vado a vedere dove Marte, ma mi sembra che sia... allora, scusate, Marte si trova... ecco, Marte in questo momento si trova in Scorpione, però durante l'anno girerà e a metà dell'anno sosterrà per un bel periodo su Ariete. Questo comunque darà delle indicazioni di un certo tipo e adesso andiamo a vederle. Allora partiamo proprio da Ariete. Dunque, Ariete dovrà, tutti coloro insomma nel segno dell'Ariete e con l'ascendente Ariete dovranno un pochettino frenarsi, perché se all'inizio hanno ancora delle situazioni in ballo e che stavano sistemando già nel corso di questo 2019, bisognerà, come vuole Saturno, impegnarsi e sforzarsi a riflettere bene prima di compiere qualsiasi azione, perché attenzione, siccome dalla metà dell'anno, come ho detto, Marte verrà a sostare nella seconda metà dell'Ariete, perciò dal 15° al 30° grado dell'Ariete in particolare sosterrà a lungo, saremo, questi cari amici dell'Ariete, tentati a sfondare le porte a suon di corna, come tra l'altro sono bravi a fare. Perciò devono imparare a trattenere questi impulsi e a cercare una via più diplomatica per imporsi, cosa che comunque quest'anno sarà necessario fare, perché ancora ci sono delle situazioni da sistemare, ancora molte sembreranno un pochino sgretolarsi, però insomma teniamo duro, perché l'anno da metà dell'anno in poi ha una risalita, diciamo che comunque andrà un po' meglio. Dunque tratteniamoci dal fare discussioni inutili, dispute superflue di cui possiamo tranquillamente fare a meno, e impegniamo invece queste energie in modo costruttivo, come vuole Saturno, abbiamo detto, per realizzare degli obiettivi e se sentiamo energie in eccesso, facciamo un bel po' di palestra. E visto questo Marte nel vostro Sole, in congiunto al vostro Sole, ma perché no? La carica erotica sarà molto alta e dunque ci sarà un risveglio dei sensi per moltissimi che hanno questo segno. Passiamo al Toro. Il Toro generalmente è un segno un poco dinamico, un segno tranquillo, pacato, che ama fare le cose con calma, molto tradizionale, ma quest'anno, vuoi per questa bellissima spinta che riceve in sestile in trigono da Saturno e da Giove, come ho detto, essendo segno di terra sarà un super favorito dell'anno, avrà tanto da fare, sebbene magari non farà le cose tanto volentieri, quando le farà e si troverà a correre qui, correre lì, realizzare lì, si divertirà, sarà contento e comunque grazie proprio a questo Giove e a questo Saturno avrà veramente tante cose da fare.
Dunque anno preziosissimo per concretizzare, come del resto piace al Toro, che è un tipo pragmatico, e dunque ottimo, veramente un ottimo anno per il Toro. Passiamo avanti ai Gemelli. Gemelli, come ho detto en passant venerdì, ha finalmente perso l'opposizione di Giove, ha visto andar via Saturno, insomma, ha avuto un biennio precedente a questo 2020 pesantino e adesso conoscerà la calma. Finalmente in quest'anno potrà tirare un po' il fiato e preorganizzare per un lungo periodo, insomma, cominciare a fare un po' di sana pianificazione, anche perché, come ho anticipato, Saturno si sposterà poi su Acquario. Questo spostamento sarà ottimo per tutti i segni d'aria perché si formeranno appunto dei trigoni e potranno usufruire di realizzazioni a lunga gittata anche i segni d'aria, ma questo sarà molto più in là, quasi alla fine dell'anno, dunque non ci pensiamo adesso, però potremmo contare su una Venere veramente molto positiva, una Venere che ci strizzerà l'occhio per tutta la primavera, i segni dei Gemelli, strizzerà l'occhio per tutta la primavera, dunque avremo un periodo molto caldo nell'estate perché avremo Venere per 4 mesi praticamente, fino ai primi di agosto, e si accavalla da fine maggio fino a fine dell'anno, ma perciò per il periodo fino ad agosto in cui è presente anche Venere, l'influsso di Marte, dunque estate bollente. Se cercate, se siete singole, cercate un partner, è quasi certo che sicuramente troverete pane per i vostri denti e sarà sicuramente una bellissima estate. Marte poi comunque continuerà a dare una spinta energica e molta grinta perché forma un sestile da Ariete e dunque ci garantisce sempre vitalità, azione e anche la possibilità di concretizzare qualche cosa, qualche successo. È sicuramente un anno, visto questo transito di Venere molto lungo, un anno sereno, un anno che finalmente fa tirare un po' il fiato. Non è un anno di grandissime realizzazioni, però è un anno dove qualche desiderio potrà essere realizzato, dunque molto bene. Andiamo avanti col Cancro. Ho già spiegato che abbiamo Saturno e Giove in posizione contraria e dunque non faremo proprio i salti di gioia, cari amici del Cancro, ma sicuramente spazzeremo via, come ho detto, a suon di fatica e tirando fuori delle risorse che comunque il Cancro ha, perché il Cancro ha la capacità veramente di trasmutarsi. Sapete, è un segno di acqua, sa plasmarsi nelle circostanze, anche se magari si lamenta, anche se magari è un po' polemico, però trova sempre come cavarsela. Ha grande resistenza, grande memoria, sarà sicuramente in grado di affrontare queste opposizioni che comunque lo trasformeranno, lo faranno crescere tantissimo, con fatica, ma crescerà e sarà veramente nuovo quando sarà finito questo binomio, questo transito pesante, mi rendo conto, però veramente guarderà poi a questo anno con sollievo poi, perché capirà che nonostante la difficoltà gli è servito veramente tanto. Vediamo il Leone. Allora, la prima parte dell'anno non ci sarà un grande movimento e niente di tanto eclatante, anche perché abbiamo visto i pianeti più importanti sono su Capricorno, essendo su Capricorno non formano nessun genere di aspetto, né in positivo né in negativo col Leone, dunque sarà piuttosto calma piatta, cioè dovrà semplicemente continuare come sta facendo adesso, cioè più o meno manterrà questo stile. Ma da metà dell'anno abbiamo visto che Marte andrà su Ariete e Ariete e Leone formano un trigono, dunque Ariete e Leone
il leone trarrà giovamento finalmente da questo Marte, che sicuramente andrà a stuzzicarlo, stimolarlo, gli creerà insomma un risveglio dei sensi, ma anche quella forza, quell'audacia, quella grinta di rigettarsi nella mischia, di dare il via a delle nuove iniziative e magari di riprendere anche l'iscrizione alla palestra, perché no, non sarebbe male. Vediamo Vergine. Come ho anticipato, Vergine è fra i segni di terra e i segni di terra quest'anno sono i super favoriti. Vergine dunque quest'anno forse è nella classifica al primo posto, perfino un pelino meglio di Capricorno, perché comunque Capricorno ha questo Plutone sul Sole, dunque Plutone è sempre un po' nebuloso, mentre invece dal trigono dà delle altre caratteristiche. Dunque il Vergine quest'anno dovrà fare tutto meno che lamentarsi, si dovrà rimboccare le maniche, sarà un anno splendido, straordinario, dove veramente potrà realizzare grandi cose senza nemmeno un briciolo di difficoltà, perché gli pioverà tutto, poi è molto bravo a pianificare, a seguire tutti gli aspetti, non gli sfugge nulla, dunque quest'anno veramente gli arriveranno fino in bocca le occasioni d'oro e dunque devo dire che sarà veramente un anno top. Nulla da dire, quest'anno se vorrete sposarvi vi potrete sposare, se vorrete costruire qualcosa, se vorrete comprare casa, cioè non avrete nulla ad ostacolarvi. L'unico ostacolo sarà il limite della vostra fantasia e della vostra capacità di imprendere, di credere nei vostri progetti e nelle vostre aspettative. Su questo forse siete un pelino deboli perché Vergine è sempre un po' un insicuro sulle proprie azioni, ma quest'anno avrete una spinta, cari miei, che veramente top. Andiamo avanti. Bilancia, cari amici della Bilancia, Giove e Saturno sono un pelino dissonanti perché essendo in questa posizione di Capricorno, sapete, non sono proprio positivissimi perché sono intanto di elementi diversi, Capricorno, Giove e pure Plutone sono su un elemento terra quest'anno, mentre Bilancia è aria, dunque non ha neanche nulla a sorreggerlo nel frattempo, dovrà pazientare e aspettare anche lui che arrivi prima Venere sui Gemelli e poi Marte su Ariete per cominciare a respirare un pochino. Dunque diciamo che la seconda parte dell'anno va un po' meglio e che è sicuramente anche qui, anche in questo caso, riceveremo una spinta più positiva e ricordo sempre che Venere e Marte sono gli amanti, no? Veramente sono la controparte femminile e maschile dello zodiaco, dei dominatori, rappresentano l'amore terreno, l'amore carnale, ma e dunque questa presenza di questi influssi positivi in sestile e in trigono sono sicuramente favorevoli anche per una ripresa, anche per le coppie in crisi oppure per le persone single che cercano un nuovo amore. Come ho detto, la prima parte dell'anno è un po' stinnicchiata, un po' così, però poi ci si riprende e andrà sicuramente meglio. Allora, veniamo allo Scorpione. Lo Scorpione sappiamo che ama dire che vorrebbe una vita tranquilla, ma in realtà la vita tranquilla non fa proprio per lui, non riesce ad adeguarsi a una vita senza difficoltà, senza ostacoli e lotte, perché in fondo Marte dietro di lui lo spinge a creare sempre situazioni arzigogolate al limite dell'impossibile. Dunque in questo caso devo dire che avremo un passaggio molto importante di cui non ho fatto menzione fino ad ora, che è un passaggio di Urano sul Toro, perché infatti dicevo prima, Toro avrà un anno molto movimentato, perché Urano entrando proprio
su questo segno, passando sul suo Sole, stravolgerà la vita in un certo senso in modi imprevedibili e in questo senso va a dare una mano o comunque a intervenire sulle vite anche dei segni di acqua, perché appunto si forma un sestile. Cosa succede dunque, cari amici dello Scorpione? Sicuramente in alcune aree della vostra vita che poi vanno a livello personale valutate, perché come ripeto, qui stiamo valutando soltanto gli aspetti che formano i dominatori e i pianeti con il Sole, ma non stiamo valutando tutti gli aspetti personali al momento della vostra nascita. Pertanto magari questi passaggi in realtà su di voi si applicano poi in altri contesti e in altri settori della vostra vita. Ok? Dunque questo è da vedere dove interverrà Urano e cosa andrà a stravolgere, ma sicuramente qualcosa dovrete cambiarla, vostro malgrado e sempre in modo molto improvviso, perché l'azione di Urano, a differenza di Saturno, che porta bilanci, porta a chiudersi in se stessi, porta un senso di solitudine, ma anche una necessità proprio di indagare dentro e dunque quel senso di freddezza, di rallentare un po', come ho detto, di isolamento tipico proprio di Saturno, del vecchio saggio. Urano invece è un super accelerato, dunque porterà un grandissimo spin nella vostra vita, bisogna vedere appunto in quale settore andrà a, ad agire. Mi raccomando, siccome Saturno è comunque in una buona posizione rispetto a Scorpione perché forma un sestile? Sì, un sestile, siccome forma questa buona posizione impone di pianificare bene, ok? Dunque, cari amici dello Scorpione, pianificate a lunga gittata, siate pronti a qualche improvviso cambiamento nella vostra vita e diciamo da verso metà maggio fino a fine giugno, questo è un po' il periodo in cui vi dovrete aspettare degli sconvolgimenti. Andiamo avanti con Sagittario. Allora, Sagittario, cari amici del Sagittario, l'anno sarà un po' diviso in due, perché come abbiamo visto, Giove, Saturno e Plutone, che sono lentissimi nei loro spostamenti rispetto agli altri dominatori, agli altri governatori planetari, siccome sono lenti, sono su Capricorno, non c'è un angolo particolarmente ampio per cui vi influisca in qualche modo degno di nota, dovremo attendere perché si muova qualcosa la famosa metà dell'anno, perché Sagittario è un segno di fuoco e comincerà a ricevere benefici quando Marte raggiungerà Ariete. Non possiamo parlare di benefici con Vergine opposta perché quando Vergine entrerà su Gemelli andrà proprio ad opporsi direttamente a Sagittario. Dunque, la metà dell'anno, no, verso la primavera, scusate, quando appunto Venere transiterà molto lentamente, prima in moto diretto, poi in moto retrogrado, poi riprenderà il moto diretto, questo è il motivo per cui sosterrà su Gemelli 4 mesi. In questo lasso di tempo Sagittario sarà molto stimolato ai flirt, non farà costruzioni a lungo tempo, non ne sentirà nessun tipo di esigenza, anzi verrà stimolato in quello che è già un po' la sua tendenza di essere un po' un tipo inafferrabile, lo sarà ancora di più proprio perché questa Venere in opposizione non gli metterà nessuna voglia di accasarsi e se già è in coppia è difficile che parlerà di sposarsi o di convivere, è più probabile invece che inneschino desideri di cose alternative. Cosa succederà però dalla metà dell'anno in poi, quando Ariete verrà occupato da Marte, ecco che si forma un trigono con Sagittario ed ecco che finalmente l'anno decolla un po'. Perciò parte lento, quasi fermo, e poi comincia a prendere un sapore un po' più piccante. Anche qui
grande carica erotica, grande desiderio, risveglio dei sensi da metà dell'anno in poi, c'è già, come ho detto, questa tendenza al flirt a partire dalla primavera e sicuramente questo Marte che vi darà comunque una mano anche in altri settori. Poi avremo da dicembre Saturno che passerà ad Acquario con grande sollievo del Cancro e con gioia di tutti i segni d'aria perché gioveranno appunto di un Saturno forte che finalmente darà una mano a pianificare e concretizzare. Comunque, cari amici del Sagittario, abbiamo detto appunto questa parte e concretizzerete insomma anche voi, ma verso la fine dell'anno. Dunque, partenza lenta, fine ottima. Capricorno, ma che cosa dobbiamo dire? In fondo, una sera che dico che siete quest'anno avete tutto da voi, cioè il vostro sole è completamente affollato di visite di amici, avete Saturno, avete Giove, Plutone magari non è proprio bellissimo, però insomma diciamo che spadroneggiate ovunque, cioè quest'anno fate l'asso piglia tutto. Scusate, salute Achille, il mio cane, ha starnutito. Allora, quest'anno asso piglia tutto, devo dire che sicuramente sarà come vincere la lotteria ogni giorno, più di così avete Saturno che vi permetterà di concretizzare tutti i vostri obiettivi e sì che voi siete ambiziosi, a voi piace, e vi piace anche sacrificarvi, vi piace rimboccarvi le maniche, mettervi a testa bassa, non ce n'è per nessuno. La spinta e la capacità che avete voi di perseguire l'obiettivo è assolutamente ammirevole e unica. Dunque quest'anno, se vi impegnerete, sicuramente porterete a casa risultati straordinari che saranno duraturi nel tempo. Tra l'altro, occasioni che piovono come i coriandoli a carnevale, perché con questo Giove è sicuramente bellissimo e più che facile che riusciate proprio a realizzare grandi cose. L'unico neo di quando Giove è sul Sole è un po' la tendenza a prendere peso o a dimagrire anche in modo vistoso. Dunque, attenti alla linea, questo è l'unico neo. Allora, vediamo dunque Acquario, anno tranquillo, proprio non avete dissonanze, non avete niente di contrario, Saturno e là non forma aspetti negativi, Giove certo quando si avvicinerà sarà meglio, però tranquilli. E il che, insomma, per un Acquario proprio la tranquillità non è il massimo perché comunque siete persone dinamiche, curiose, desiderose di portare grandi cambiamenti, avete bisogno di sentirvi molto attivi, vi piace molto usare la vostra mente e dunque quest'anno sarete un pelino rilassati, però anche qui la vostra metà dell'anno, cioè dalla primavera in poi, abbiamo un'escalation, perché, come ripeto, alla nausea abbiamo Venere che intanto passerà su Acquario, vediamo che non mi ricordo quando Venere passa su Acquario, bla bla bla, Venere, è inizio dell'anno, ecco, già Venere è su Acquario e ci resterà, miei cari, fino a metà gennaio, su per giù. Dunque, periodo positivo, un periodo questo di grande serenità, perché dove c'è Venere c'è armonia, bellezza, sicuramente in questo momento vi guardano tutti con gli occhi a cuoricino, perché Venere mette un'aura di fascino ovunque passa e dunque è sicuramente un periodo molto armonioso questo. E tornerà a esserlo in primavera quando visiterà Venere sempre il segno amico Gemelli.
dunque da gemelli formerà un trigono e di nuovo verrà a darvi delle soddisfazioni, senza contare che passando anche per Ariete di nuovo un sestile che occhieggia positivamente, anche lì darà comunque sempre delle occasioni positive anche sul lavoro. Ricordiamoci che Venere è fortuna minor e sa elargire delle buone occasioni non soltanto sentimentali, sebbene sia la chiave di lettura più apprezzata e cercata. Tutti che aspettano Venere, ma Venere porta fortuna anche a modo suo e delle buone collaborazioni, delle buone realizzazioni. Dunque, diciamo che in primavera tornerà a darvi dei doni, cari amici dell'Acquario, e anche Marte, quando farà il suo ingresso in Ariete, anche lì riceveremo una buona spinta e una buona capacità di realizzare. C'è soltanto un aspetto su cui dovrete lavorare un pochino ed è la diplomazia. Stranamente, perché generalmente gli Acquario comunque tendono a essere diplomatici, anche se i più diplomatici sono i Gemelli per quanto riguarda la capacità di dialogo, di non pestare mai i piedi a nessuno, anche se vengono offesi, però diciamo che anche l'Acquario generalmente è un tipo pacifico che se può mette una buona parola. Quest'anno contate fino a 10, fidatevi, è meglio, ok? Vediamo alla fine di questa carrellata Pesci. Pesci ha un buon sestile con Saturno e con Giove, perché essendo in posizione in Capricorno danno comunque una manina e rallegrano un po' questi pesci. Anche Plutone, figuriamoci, perfino Plutone può portare un qualcosina di positivo, ma la nota diciamo più eclatante per i pesci sarà un certo dinamismo, cosa strana perché normalmente sono molto, come dire, pigri, gli ultimi a prepararsi, gli ultimi a correre, fanno tutto con calma, hanno i loro tempi, sempre molto rilassati, difficili a volte da inquadrare perché sanno ben mascherare le loro reali emozioni. Quest'anno invece saranno tenuti diciamo all'azione, cosa per loro quasi nuova, ma all'azione che concretizza. Dunque quest'anno, anche per i cari amici del segno dei pesci, è possibile realizzare delle cose, è possibile realizzare delle cose, soprattutto percepire finalmente un clima di stabilità e fortuna che non mancheranno assolutamente. Dunque, abbiamo fatto la carrellata di tutti i segni, mi raccomando, potrete comunque rivedere la registrazione se vi siete persi magari qualche pezzo o qualche parte, perché sarebbe interessante ascoltare sia il segno solare che l'ascendente. Come vi ho anticipato prima, vediamo questo piccolo rituale. È un rituale sull'abbondanza che potrete fare, possibilmente l'ideale sarebbe lanciarlo questa sera, prima della mezzanotte, ma non è obbligatorio. Vi ho detto che fino al 6 gennaio lo potete fare. Perché fino al 6 gennaio? Perché è una fase di transito e ancora si stanno stabilizzando le energie del nuovo anno e non per niente, infatti, guardate che le feste comandate hanno derubato molto alla saggezza antica e dunque questa epifania, l'arrivo dei magi che portano i doni, fino a quando non c'è questo punto, questa formazione astrale, questo lasso temporale dell'epifania, ancora i doni sono in viaggio, dunque possiamo ancora approfittare di queste energie universali e appunto per mandare un segnale di cosa desideriamo. Allora, come si procede? Come ho detto, un piattino con i legumi, faccio di nuovo un riassunto delle cose che servono, ripassiamo un momento, un piattino che fungerà anche da portacandele, scusate lo metto qua, come vedete ci sono un misto di legumi, ma se avete le lenticchie usate le lenticchie, se avete anche i fagioli aggiungete anche i fagioli, comunque
qualcosa che richiami la ricchezza, l'abbondanza, ed è per questa ragione che useremo anche, se avete dell'argento e dell'oro, ma anche collanine, medagliette, cose che non mettete e che vi va bene tenere parcheggiate per un annetto, e lo aggiungiamo al nostro piattino offertorio. All'occorrenza anche monete, mi raccomando, monete che abbiano del dorato e che siano di un certo valore, non mi spuntate con i 10 centesimi e i 20 centesimi, mordo, sto scherzando, però ecco, dateci dentro, usate delle monete da 1, 2 euro, 50 centesimi, e le mettete anche lì nel piattino. Ciao, ti ho voluto bene per un anno, non ci vedremo. Ricordatevi però che alla fine dell'anno potrete spendere queste somme, anzi dovrete spenderle, perciò è vero che sono ferme lì, ma in fondo sono solo messe da parte, come se le aveste messe nel salvadanaio. Dunque anche qui mettiamo, fate poi solo attenzione che con la candela non li bruci perché è peccato. Allora, cosa dovremo fare? Al solito facciamo un piccolo spazio nel piattino in modo da poter incollare la candela. Per incollarla basterà sbruciacchiarla di sotto, in modo che la cera si ammorbidisca, e poi ecco qua. Voilà, allora vi mostro un pochino. Ok, io l'ho messa nel piattino, mettiamo anche qualche fogliolina di alloro, perché l'alloro dovete sapere che è collegato a gloria e onori, e dunque mettiamo 3 belle fogliette. Avete visto, mettiamo anche, ciao, ci vediamo il 31 dicembre, andrò a spenderli volentieri. Allora, accenderemo la candela. E io adesso però non lo faccio, allora non in questo momento, però vi ho mostrato come assemblare il tutto. Quando avrete finito, ok, metto anche la famosa mandragora di cui vi ho parlato all'inizio, ne metto qualche granello così da amplificare un po' il tutto. Ok. Quando sarete pronti, avrete assemblato il tutto, accenderete la candela. Dovrete pronunciare il vostro nome completo 3 volte, e dopo aver detto il vostro nome completo 3 volte, per 3 volte dovrete ripetere la richiesta che avete per il vostro 2020, che potrebbe essere voglio l'abbondanza per la mia casa e la mia famiglia, per esempio, oppure avete un progetto particolare, volete realizzarlo, allora volete che entro quest'anno si realizzi. Dunque potrete tranquillamente dire il vostro intento, vi ripeto, 3 volte ad alta voce. Possibilmente ricordatevi di esprimerlo con parole in chiave positiva, una frase corta, non vi perdete in lunghi discorsi, dunque preparatevela prima in modo da essere chiari, concisi e diretti, cioè non ci deve essere un fraintendimento che uno, nell'astrale deve arrivare tutto chiaro. Allora, Eva, la mandragora si trova o online o nei negozi esoterici. Ripeto, non è obbligatoria, è un ingrediente che non è obbligatorio, però siccome ha un potenziale amplificatorio grandissimo ed è, come ho detto, ne ho parlato nel gruppo Magie Sibille Tarocchi e Radiestesia, nei post che hanno il tag La magia degli incensi, e che viene usata proprio in ambito magico per amplificare qualsiasi rituale, perché ha un potenziale nell'astrale di proprio moltiplicare quello che noi stiamo chiedendo. Dunque
certo se c'è è meglio, è una marcia in più, è come inserire il turbo, no? Se non c'è va bene lo stesso, perché i simboli che abbiamo usato sono molto forti, anche l'alloro è straordinario perché rimuove tutto il negativo e permette appunto di ottenere glorie, successi, onori, riconoscimenti. Allora, quando avremo dato il via al rituale accendendo la candela, pronunciando il nostro nome e cognome completo, insomma 3 volte e detto sì, Deborah, potete anche scriverlo, anzi, perché no? Scrivete il vostro intento su un biglietto, perché quando brucerete il biglietto, l'intento raggiungerà il piano astrale tramite il fuoco, l'energia del fuoco. Dunque sì, brava Deborah, è una cosa in più, è ottimo, bravissima. Cosa farete alla fine del rituale? Domani o alla fine, quando la candela si sarà consumata e sarà terminata, insomma, la sua azione, raccoglieremo tutte queste cose che abbiamo messo nel nostro bel piattino e le poseremo dentro la scatolina. Ma mentre brucia la candela, noi faremo un altro lavoro. Dovremmo fare il simbolo di Giove 4 volte. Sapete che il quadrato magico di Giove è su base 4, dunque al dominatore, al pianeta Giove, è associato il numero 4. Pertanto 4 volte il simbolo di Giove. Scegliete voi dove metterlo. Un'altra cosa importante potrebbe essere, anzi è, scrivere il quadrato magico di Giove qui dentro. Se non sapete qual è, vi scriverò il quadrato magico nella descrizione di questo video, i numeri che lo compongono incolonnati proprio come devono essere incolonnati. Perciò con la penna scrivete qua dentro il quadrato magico. Vogliamo dare un valore in più? Abbiamo la passione del bricolage, ce la sappiamo cavare con i lavoretti a mano? Dipingiamo la scatoletta di blu, di azzurro, scusate, un bel azzurro ricco, bello intenso, oppure di dorato, come il sole. Comunque deve essere associato a uno dei dominatori più importanti. Va bene? Metteremo tutto qua dentro. Dunque, simbolo di Giove 4 volte, quadrato magico di Giove 4 volte, scusate, quadrato magico di Giove su base 4, comunque vi scriverò, metteremo tutte quelle cose qui dentro, chiuderemo e conserveremo per un anno. Sarà il nostro talismano, un talismano molto forte perché c'è dietro un rituale, ok? Bene, carissimi amici, questa diretta è durata uno sproposito. Voi vorrete andare a mangiare le vostre brave lenticchie e fate bene. Noi ci vediamo l'anno prossimo, ormai, sembra chissà quando, ma è prestissimo. Venerdì con la prossima diretta, e domani sul canale YouTube dove, attenzione, c'è una novità, perché da domani ci saranno 2 video giornalieri, uno dedicato all'oroscopo lunare del giorno e uno che durerà un anno. Ogni giorno parlerò dei nati del giorno, secondo l'antica astrologia lunare del 1500. Dunque sarà molto interessante, ognuno di voi poi nel giorno del suo compleanno troverà i significati e anche un po' in breve ovviamente i valori destinici di quelli che sono nati nel suo giorno. È chiaro che sono ovviamente soltanto a titolo così informativo e di curiosità. Se vorrete poi degli approfondimenti potrete contattarmi in privato che valuteremo un quadrato di nascita, un oroscopo personalizzato. Pertanto io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale del Marietto Veneziano, veniteci a trovare nei gruppi. Un grandissimo augurio per un 2020 veramente straordinario. Ricordatevi che è vero, io vi ho detto quali sono le indicazioni dell'anno, quali sono gli influssi astrali di quest'anno, ma non c'è niente come il lavoro sul sé. Il lavoro sul sé vi porta al di sopra degli influssi astrali. Dunque, se questi sono i potenziali, sappiate che non è niente
di quello che potrete fare con una personalità rettificata. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro un mondo di bene e vi voglio bene perché siete diventati in tutto questo tempo parte della mia famiglia, molti di voi li conosco perché ci siamo sentiti al telefono, molti altri li leggo ogni giorno. Io vi ringrazio veramente tantissimo per questo momento che abbiamo trascorso insieme, fate un bellissimo cenone, non vi abbuffate, però vi abbraccio veramente tantissimo tutti quanti e ci risentiamo tra qualche giorno con la nuova diretta. Un grande, grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto. Ciao!